oggi alla sede di Radar Meteo con il dottor Massimo Crespi per ricordare di un importante progetto che abbiamo avviato assieme. Grazie a un contributo della Regione Veneto è partito il progetto Fenometeo. Dottor Crespi, quali sono i tratti salienti di questo progetto? È un progetto che cerca di raccogliere dopo tanti anni qualcosa che era nell'aria, cioè un'esigenza di una miglior conoscenza della fenologia e di un suo rapporto col clima, perché come sappiamo tutti siamo in questa fase di emergenza, quindi dobbiamo ricostruire quelli che sono i rapporti tra la meteorologia, la fenologia e quindi il danno possibile per l'agricoltore, cioè è un progetto orientato alla gestione del rischio per fornire strumenti più adatti agli agricoltori dei loro consorzi. Sì, perché il sistema tradizionale di gestione del rischio sta segnando il passo. Difatti già quest'anno molti prodotti e alcune garanzie come il gelo, come la frutta, non è stato possibile assicurarli o assicurarli pienamente in maniera efficace. E la sinergia tra i partner di questo progetto come potrà fornire nuovi strumenti agli agricoltori? Ecco, anche se sembra un progetto abbastanza lineare, quasi biologico, invece si tratta invece di un progetto che ha una grossa carica di innovazione e di tecnologia. Abbiamo dei partner come Archetipo che lavorano con i droni, raccolgono i dati e cercano di trasferirli sui satelliti, in modo che riusciamo ad avere dal satellite tutta la situazione territoriale, senza spendere moltissimi soldi. Poi c'è la meteorologia di precisione, cioè non piove, pioverà, ha piovuto. Ha piovuto qui in questo punto con una tecnologia che si chiama di stazione meteorologica virtuale, per cui ogni azienda agricola ha una sorta di stazione meteorologica che l'abbiamo costruito noi raccogliendo i dati dei radar e dei satelliti. Come terzo aspetto c'è quello invece della gestione del rischio, che tiene conto di tutta la grande innovazione che sta avvenendo nel mondo assicurativo a seguito dell'emergenza climatica.